Siamo qui a un banchetto FAI, oggi giornate FAI, tu sei un apprendista Cicerone, ecco dacci un po' il sunto di quello che è stato questa giornata. Perfetto, la giornata di oggi rientra nelle giornate primaverili FAI, che è una manifestazione che ha avuto luogo per la prima volta nel 1992 e che dà la possibilità alla società, alla collettività di fruire di beni culturali e naturalistici molto spesso chiusi. Questa opportunità è data appunto dalla FAI, che è il Fondo Ambiente Italiano, che si occupa appunto della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali. Ecco qua quali istanze, cosa, diciamo, a chi viene, cosa spiegate, quali sono le domande che vi fanno? Certo, noi questa mattina ci siamo trovati alle scolaresche e molti turisti. Noi abbiamo spiegato il percorso, l'itinere che loro andranno a seguire, il museo, l'Ecclesiasteron, il Buleuteron e soprattutto una mostra incentrata sui primi reperti ritrovati nel nuovo museo. Il Liceo Classico Empledocle ha partecipato a questa iniziativa, abbiamo visto con gli apprendisti Ciceroni, un momento importante anche per gli studenti, no? Sì, la nostra scuola ogni anno partecipa alle giornate FAI di primavera. I ragazzi hanno appunto la possibilità di essere a contatto con il patrimonio artistico e naturalistico della nostra terra e hanno la possibilità soprattutto di appassionarsi ai nostri luoghi. E la scuola ci tiene ogni anno che i ragazzi possano essere a contatto con il loro territorio e i ragazzi sono particolarmente entusiasti di essere presenti a queste giornate. C'è un lavoro di preparazione anche C'è un lavoro di preparazione che comincia, diciamo, per tempo, sia nella preparazione delle schede e sia anche per l'accoglienza. Oggi alcuni ragazzi del liceo classico sono qui ad accogliere le altre scuole e a, diciamo, delineare i percorsi.